Vicepresidente Bolsonaro, Porfers è uno strumento importante per il Friuli Venezia Giulia, si punta anche a divulgarlo ampiamente. Il secondo tavolo di partenariato abbiamo presente sia la Commissione europea che l'autorità italiana, l'Agenzia per la coesione, e assieme stiamo facendo il punto con tutti i componenti appunto del partenariato, quindi di fatto tutto il sistema Friuli Venezia Giulia rispetto all'andamento del Porfesa. Devo dire che con grande soddisfazione siamo a un buon punto di attuazione del programma, siamo la prima regione in Italia che ha già nominato tutte quelle che sono le autorità necessarie per l'attuazione e soprattutto il programma sta già dando i primi frutti e sono già stati impegnati oltre 100 milioni di euro, e questo è un qualcosa che ci dà soddisfazione e che la stessa Commissione europea sta sottolineando.